Mestre Mia presenta La parola a Mestre. Il giovedì, ore 20:30, diretta su Facebook. Conduce la giornalista Marta Artico. Buonasera a tutte, eccoci qui, sono di nuovo io Marta Artico con La parola a Mestre e qui con me, taglio subito corto, parto dalla mia destra, Doriano Calzavara. Cosa possiamo dire oggi? Non più presidente di Ascom. Pochi giorni fa presidente di Ascom Commercio. Sì. Maurizio Cuman, che invece diciamo che si dedica alle attività commerciali, comunque è titolare, possiamo dirlo, il negozio, insomma. Sì, diciamo che non è la mia attività. Ne ha tante, sì. Adesso ce le racconta. Sì. E Federico Riccato, che invece ha aperto una pescheria speciale, ittica sostenibile, giusto? Quasi, ittico sostenibile, e però fa anche tantissime altre cose. Sì, non ha una formazione da pescivendolo, è un laureato in scienze ambientali che ha preso una svirgolata per il pesce. Ecco, pesce però a miglio zero, come l'ho definito io. Giusto. Va bene, allora io partirei subito con Doriano e farei un po' una domanda così che tutti si aspettano. Come sta il commercio di Mestre? Sta male, ma è ammalato. È ammalato? Sì, è ammalato. Da molto tempo, è una malattia lunga che si protrae da molto tempo. Ma è terminale o? Non lo so, non sono un veggente né un medico, so che ha fatto tanti morti, centinaia di commercianti hanno perso l'attività. Ecco, parla un po' più forte che così hanno sentiamo. Chiuso l'attività, l'hanno persa, con loro anche familiari e dipendenti. Che cosa è successo negli ultimi 20 anni? 20 anni fa sono arrivati questi grandi centri commerciali in Italia come erano arrivati prima in altri paesi, quindi è successo in Italia quello che prima era successo negli Stati Uniti e così via, che presentavano un commercio più semplice, se vogliamo, perché c'era tutto a portata di mano. Non hanno inventato niente, perché il primo centro commerciale è stata la grande casba di Costantinopoli a Istanbul, dove i negozi il Gran Bazar, i bazar arabi sono i primi centri commerciali che hanno aperto, quindi non abbiamo inventato niente, li hanno copiati, fatti, e hanno messo fuori gioco, diciamo, una parte importante del centro del commercio di vicinato. Oggi è arrivato qualcun altro che si chiama commercio online, che ha iniziato a mettere in difficoltà gli stessi centri commerciali che cominciano a soffrire di questa nuova concorrenza, e il risultato è che in ogni caso il commercio di vicinato stenta a sopravvivere, ma fondamentalmente una delle questioni per cui tanti colleghi hanno chiuso è che non riescono più a pagare gli affitti troppo alti che vengono chiesti in questa città, perché sono gli affitti degli anni pre-crisi, degli anni 80, degli anni 90. Voglio dire, chiunque, se loro hanno aperto a Favaro, sì. Ecco, è vicino a casa mia, sono già andato a fare le spese, quindi loro non lo sanno, ma io sì. E cosa hai comprato? Ho comprato veramente delle orate di valle che ho. Perché? Prima di venire hai fatto la spesa? Sì, mia moglie mi ha mandato con la lista, non avevo autonomia di scelta, però sono bravi, mi è piaciuta perché è un'attività specialistica. Certo. Quella è una strada buona. Nicchia, no? Giusto? Esatto, nicchia da una parte, boutique dall'altra. Perché? Perché i signori che sarà sempre, e quindi le boutique continueranno a esserci, via Monte Napoleone ci sarà, via Condotti ci sarà, cioè la fascia alta continuerà ad esserci, a Mestre non c'è. Questo ci domandavamo infatti, dov'è? Non c'è a Mestre, ecco.
E quindi voglio dire, affascinante la fascia nicchia e la fascia specializzata. Il resto non credo che ci sia spazio per il Però io chiedo subito una cosa a Maurizio Kuman: affitti tanto alti in centro, cioè cosa vuol dire un affitto alto? Io preciso un attimo, Non vi picchiate. condivido al 90% quello che dice ok. Calzavara, però c'è da aggiungere una cosa, cioè non è solo Mestre, cioè io ho, come dicevo prima, siccome la mia attività principale è quella di agente di commercio da 63, quindi fate conto voi. Abbiamo avuto tutte le aziende di ginseria, le prime, Jesus Jeans, robe di K, adesso abbiamo la Gas, abbiamo K-Way, abbiamo un panorama di 500 clienti nel Triveneto e poi abbiamo i contatti con tutta Italia, regolarmente nelle riunioni eccetera, ci scambiamo tutte le opinioni, cioè il problema non è Mestre, cioè il problema è assolutamente generalizzato a tutta Italia, a tutto il mondo se vogliamo, no? Quindi ci sono queste accelerazioni di cambiamenti, arrivano gli H&M, arrivano le Zara, arrivano eccetera e sconvolgono tutto. Sì, però scusi, a Mestre chiudono anche quelli. Ma non è vero, perché intorno a Mestre è pieno di questi, cioè Nei centri commerciali. il problema è che questa gente vuole, prima di tutto, noi nei centri storici non possiamo ospitare quella gente lì, perché loro vogliono grandi spazi. Oggi, se non lo sapete, ha chiuso ieri, l'altro giorno, la Rinascente di Padova, che era lì da 20 anni come Rinascente, da 80 come UPIM prima, eccetera, che è un grande spazio, e infatti se l'è beccato in una città di 220.000 abitanti ricca, molto più di Mestre sicuramente, che fa più centro, e aprirà Primark, che è un mostro, ha aperto ad Arese ed è uno che fa impallidire H&M e Zara, per dirvi, no? Quindi queste cose ci saranno solo se ci sono grandissimi spazi dove ci deve essere una piazza bella, solida, forte, e Mestre, se guardiamo, non ha, tranne Coin che è stato spezzettato a suo tempo e che era una di queste realtà di grandi spazi, ma la città non lo regge perché è una città particolarmente fragile, povera e soprattutto è stata giustamente impoverita, come dice Calzavara. Noi ne abbiamo 3, cioè noi appunto, come dicevo prima, per la mia posizione di rappresentante conosco benissimo anche le altre zone. Allora la zona di Bolzano si salva perché non ha centri commerciali di fatto, o ne ha ridicoli a confronto dei nostri. Trento mezzo e mezzo, poi comincia a Verona che ne aveva meno, adesso ne ha aperto uno mostruoso, la Digeo, e già lì una botta forte, però Verona è una città che ha un turismo simile a Venezia, ha una ricchezza del proprio, dell'abitante, insomma Venezia, Verona è ricca di suo, di tanto, e quindi poi tutte le altre hanno molto meno di noi intorno, e poi c'è il mostro di Noventa, che io ho un negozio anche dentro lì e non si guadagna niente perché gli affitti e la gestione lì è talmente alta che giri solo soldi, però di gente ce n'è una montagna. Quella roba lì ha portato via, secondo me, quello ha danneggiato. Infatti dicono che l'altro di Noventa ha messo in ginocchio l'abbigliamento di tutto il centro. Il lusso di cui parla Calzavara, come ha detto, sarà Monte Napoleone, Via Condotti, eccetera. Galleria Bercella. E basta. Dopo tutto il resto è stato proprio azzerato da quel MacArthur Glen, che copre tutta la fascia medio-alta-alta, anche alta-alta. Per esempio, però, senza fare nomi, Scout va bene il vostro negozio? Sì, ma Scout è un caso unico, assolutamente uno dei unico. pochi che in città tira. Sì, ma tira dappertutto, ci sono circa 80 negozi in tutta Italia di Scout, e sono negozi particolari, molto, molto ben fatti, per un pubblico molto giovane,
che apparentemente sente meno la crisi, ma è una mosca bianca, è una cosa, cioè sono negozi che pur essendo grandi e fatturando dei soldi anche abbastanza, no? Poi sono niente rispetto a quello che era una volta, cioè io, Mestre, lui lo conosce, no? Noi avevamo dei clienti in Piazza Barche che servivamo con i nostri jeans Jesus all'epoca, e io avevo il Settebello, che voi vi ricorderete. Anche io mi ricordo. Settebello faceva degli ordini di jeans da 3.000, 5.000, 7.000 jeans. Oggi ci vogliono 10 anni per vendere quei jeans lì, capisci? Quindi se oggi parliamo di Scout come uno dei negozi sani che guadagna dei soldi, pochi, ma li guadagna sempre e con una certa costanza e sicurezza, non è neanche lontanamente paragonabile a quelle realtà di una volta. Cioè, allora era veramente una cosa impressionante, perché era tutto focalizzato su quella piazza lì, cioè non c'era nient'altro, quello è il problema. Però, visto giusto per saltare un po', la no. domanda è questa: c'è anche chi si inventa delle professioni un po' diverse, nel senso, lui, Federico, assieme ai suoi colleghi, perché poi non li ho nominati, magari li vuole citare lui, ma insomma sono un gruppo di diversi giovani, loro sono laureati, hanno anche si occupavano anche di ambiente, di laguna, avevano un sacco di progetti, e però siccome per vivere bisogna anche comunque sia sbarcare il binario, hanno pensato di fare qualcosa che unisse l'utile al dilettevole, se vogliamo. Faccio un esempio, e infatti ci spieghi un po' cosa consiste la specialità della tua pescheria, che poi è un po' anche una boutique in un certo senso, no? Cioè vende cose particolari. Sì, diciamo che tutto origina un po' da quella che è la nostra formazione, nel senso che abbiamo lavorato per oltre 10 anni nell'ambito del monitoraggio della pesca tradizionale in ambito lagunare, marino costiero, per diversi partner scientifici locali. Abbiamo potuto scrivere dei piani di gestione della pesca e approcciati a questo sistema ci siamo resi conto, si sa, lo sanno tutti, che il sistema non funziona, perché si pesca male, perché si pesca troppo, perché si tende a mangiare cose che sono pescate male. E anche lì c'è la grande distribuzione. C'è un problema di grande distribuzione. Vi do due numeri banalissimi. L'Italia ha 7.400 km di coste e mangia circa metà del pesce che mangia all'anno un portoghese, che vuol dire che un paese che ha 700 km di costa in realtà ha un'abitudine alimentare completamente diversa dalla nostra. Di più, il pesce che mangiamo noi, se andiamo a guardare la lista dei più consumati, è come primo c'è il tonno in scatola, e quindi non pesce fresco, e poi nei primi 7-8 ci stanno tranquillamente il merluzzo atlantico, il salmone e dell'altro, d'accordo? E questo... Però loro sono bravi, Sì. bravi per una cosa. Ti interrompo perché Prego. meritate, ve lo dico. Io anni fa feci una riunione con dei pescivendoli dicendo: ragazzi, è inutile lamentarsi tanto, però aprite almeno anche al pomeriggio, perché insomma io alle 5 devo prendere un po' di pesce, devo per forza andare al centro commerciale. Loro hanno messo un bel cartello che aprono un paio di pomeriggi. Esatto. A me mi si è aperto il cuore, perché è una allora si forma... porta anche il pesce a casa se non riesci, sì. Buono, questo non c'è scritto. Non c'è scritto, Però voglio non c'è dire, scritto. mi apre il cuore, perché io ho detto, ma cioè, se uno alla sera vuole comprare, mia moglie dice: ascolta, dai, compra 2 pesci, no? Che prima, intanto che vieni a casa, dove vai? Solo al centro commerciale. Ma è anche, che riguarda anche i bisteccari, cioè, perché non è mica possibile che loro non mi fanno comprare una bistecca sotto casa, perché la aprono solo al mattino e poi aprono solo il venerdì pomeriggio e il sabato. È come le farmacie, allora, che adesso hanno cominciato a cambiare, perché la farmacia deve essere chiusa di sabato pomeriggio, che è il giorno dove tutti sono più liberi e possono andare a comprarsi questo qui no, perché la crisi va bene, però dopo ci sono delle cose che vanno rotte e loro sono bravi. Sono bravi e hanno rotto il meccanismo. Che pesce vendono, che tu hai comprato anche? Sì, e quindi
Per tanto tempo abbiamo cercato di spingere da un lato i politici, dall'altro i cittadini a dire guardate che noi per esempio abbiamo una produzione ittica locale abbondante, ci sono alcune specie che non sono per niente in crisi, è stata una battaglia persa? Sono... Sì, è stata una battaglia persa, nel senso che abbiamo fatto tanta fatica e non siamo arrivati da nessuna parte. L'ultimo step possibile era di dire ok, allora lo vendo io quel pesce lì. Non abbiamo smesso di fare gli scienziati, continuiamo a fare gli scienziati per quanto possibile, quindi continuiamo a fare monitoraggio ambientale. E di più abbiamo aperto questa pescheria dove c'è il pesce a miglio zero. Sì, miglio zero sarebbe un miraggio, sì. Diciamo che noi siamo limitati all'Adriatico medio settentrionale, quindi da Ancona in su. Sì. Zona FAO 37.2.1. Ecco, però tra l'altro loro hanno un sito che a me mi è piaciuto tantissimo, dove uno legge il tipo di pesce, come viene pescato, giusto? Sì. Insomma, con le reti uno può scegliere, anche se c'è una persona che dice no, io sono veramente talebano, voglio solo il pesce pescato in un certo modo, lui dice vabbè, c'è, non si sa, però... Sì, tra poco comparirà di fianco al cartellino del prezzo un semaforino. Incredibile, no? Che dimostrerà, o meglio, che darà delle indicazioni sul quanto sostenibile è quel tipo di prodotto. Tipo pescato come Sappei, così? Molto banalmente noi stiamo litigando in questi giorni perché abbiamo alcuni prodotti che derivano dalla pesca a strascico, che è una delle pesche tutto sommato impattanti. Allora dobbiamo educare i nostri consumatori a dire d'accordo, noi lo mettiamo in banco, magari lo metteremo in banco solo per il weekend o solo un paio di giorni a settimana, mentre se invece puoi fare, come hai detto tu, il talebano, scegli un pesce di provenienza sostenibile al massimo, quindi piccola pesca tradizionale veneziana o per esempio la vallicoltura tradizionale. No, magari appunto una valle del Cavallino. Per esempio. E poi loro fanno il delivery, si può dire così? Sì, anche se tutto questo inglese è brutto. Noi facciamo la consegna porta a porta. Consegna porta a porta. Noi lavoriamo sia con i gruppi di acquisto solidale, esatto. Per cui anche questa è un po' una tendenza nuova, no? Sì, diciamo che forse sono proprio il target, ecco, a proposito di inglese, il bersaglio adatto di questo tipo di attività, perché sono già portati a essere più sensibili nei confronti appunto della sostenibilità ambientale. Sono questi gruppi di persone che si aggregano per ridurre la filiera del commercio, quindi se possono vanno direttamente dal produttore. In ambito pesca questa cosa non è possibile farla perché il pesce ha tutta una serie di obblighi, per cui deve avere un primo sbarco, deve passare per un controllo sanitario del mercato ittico, eccetera, però comunque la filiera può essere accorciata. Vedi, il prossimo presidente di Ascom Confcommercio, per esempio, lui lo vedrei bene. No. Silenzio stampa. No, adesso sto scherzando. Però, tra l'altro, c'era appunto questa cosa che mi colpiva, perché dopo che loro hanno aperto la loro pescheria ettico-sostenibile, praticamente c'era la gara dei residenti di Favaro e non solo, di pubblicare su Facebook quello che avevano comprato, cotto, crudo, e dire io ho comprato questo, e qualcuno diceva no, quello è pesce spada, e l'altro no, quello è cagnoletto, quello è locale, quello Volpina era in quel caso, Volpina. E quindi adesso si sono un po' calmati, però ho visto che poi lui ogni tanto su Facebook scrive che cosa si prepara da mangiare la sera. Beh, uno degli effetti collaterali di avere una pescheria è che non avendo prodotti trattati con solfitti, non avendo decongelati, trattando solo il fresco, se un pesce sta in banco più di 2 giorni, 3 giorni, poi viene a casa, quindi insomma si mangia un po' più pesce. E infatti le pizzette le rifiutate. Però ritornando a una cosa che prima avete tirato fuori, allora tu stai aperto qualche pomeriggio e hai un po' rotto questo sistema, insomma, no? Perché di fatto c'è gente che lavora e che dice ma io però non riesco ad andare in pescheria come Doriano quando sua moglie lo manda, no? Poi abbiamo aperto un capitolo un po' così doloroso, nel senso che questa cosa in effetti è vera. Però Maurizio, tu mi confermi che oggi i negozi devono stare aperti anche di domenica? No, ma il problema è quello lì, cioè la grande distribuzione o i centri commerciali hanno completamente stravolto quelle che erano le abitudini normali, no? Giustamente, come diceva lui, ma perché uno non può comprare il pesce al pomeriggio se non solo nel centro commerciale? Questo fatto da solo basta a giustificare la distruzione del singolo negozio, è inutile. Cioè il fatto che noi adesso a Spazio 5, il negozio qui che abbiamo in via Mestrina, teniamo aperto quasi tutte le domeniche in pratica. E è successo, siccome abbiamo anche i classi per orario eccetera, pur nella crisi immensa che c'è qui a Mestre, siccome
chiude uno, chiude quell'altro, da qualche parte si recupera qualche cosa, e comunque per esempio la domenica succede che incassiamo di più alla mattina, che non avrei mai pensato, abbiamo fatto delle prove, che non al pomeriggio. Cioè, perché la gente va a prendere magari l'aperitivo lì da cosa, il cioccolataio, là, come si chiama? Pettenò, e girano lì, magari vedono una madre, oddio, non grandi cifre, ripeto, nella crisi totale che c'è, sono tutte piccole cose che stiamo dicendo, non sono successi, non si possono, però ormai è così, cioè abbiamo dato, cioè quando qualcuno per giustificare le aperture domenicali, eccetera, è stato detto che poi alla fine il pubblico è quello che comanda, è quello che va servito, è quello che va aiutato in tutte le maniere nella sua propensione all'acquisto. Cioè è chiaro che se io apro anche di notte, magari c'è qualcuno che di notte va in giro perché è insonne e compra, ma senza arrivare a questa... Cioè quando tu hai cominciato a dire che si deroga dalle 8 ore tradizionali alla domenica chiusa, eccetera, quando tu cominci ad andare fuori da questo, ti accorgi che c'è un'enormità di persone che segue e che ha interesse a fare queste cose perché è comoda. Cioè, chi mai si pensava una volta di far portare a casa le pizze calde? Cioè, io sicuramente non mi sono... O le orate fresche. O le orate fresche. Sì. O la volpina. È più logico portare un'orata fresca che una pizza calda. Cioè, la pizza calda è proprio... è un'assurdità, insomma, no? Primo perché non arriverà mai calda, non arriverà mai buona e sarà sempre molto più cattiva. L'orata degli apporti ed è uguale, identica, la cucini dopo, eccetera. Quindi c'è una grandissima differenza perché la spesa la portavano a casa quando io ero bambino, insomma, una volta si portava a casa la spesa. Anche il latte si portava, io avevo sì, era tutto così, cioè non è niente di nuovo, però poi questa roba è cessata totalmente perché non si poteva, cioè non c'erano giustificazioni di E si spesa. pagava quel libretto? Sì, Quel libretto. Faceva anche segnare i negozi. sì, quel libretto. sì, e quindi pagava non una si volta poteva al più mese. consegnare a domicilio per questione di costi, poi si è azzerato totalmente sta cosa. Tornando al discorso degli orari, è chiaro che se io sono un grande centro commerciale e apro la domenica, pian piano li ammazzo tutti, è normale. Poi per farli ritornare, cioè il negozio singolo della famiglia in centro è impossibile che possa sostenere 7 giorni su 7. Se mette personale va in tilt con i ricavi, eccetera, eccetera, e quindi in pratica è un vicolo cieco completo, non va da nessuna parte, non sai più cosa dire. Ma si può tornare indietro, Doriano? Un pochino sì, perché ci sono dei periodi dell'anno in questa città, per esempio, in cui non vale la pena tenere aperto la Luglio, agosto. Vedi, ma non puoi, perché tu dici 5 è vero, benissimo, ma tu non chiudi e muore ancora di più, cioè Sì. perché quella accanto è aperto, cioè è un buco nero proprio. No, dice, se io guardo i corrispettivi, no, come te, delle domeniche di giugno, di luglio e di agosto, Ma certo. terrei la serranda chiusa. Ma sono d'accordo. Ecco, Ma no, perché tu- solo guardando i corrispettivi ma- non faccio nessun altro Ma ragionamento. tu fai un ragionamento correttissimo Schemi. per qualsiasi Cioè, per sì, punto economico. però se tu a questo aggiungi che quello accanto a te la pensa in maniera diversa, sei morto tu, cioè non c'è niente da fare, cioè, questo, leviamoci dalla testa che la gente sia così intelligente da pensare che se non va alla domenica a comprare da lui perché lui è chiuso, eccetera eccetera, lei non compra neanche il centro commerciale perché deve rispettare lui, ma proprio sono robe che non ci immaginiamo solo noi, insomma, cioè il pubblico è il pubblico. Si sveglia la mattina e la domenica e dice io oggi comprerei una bicicletta, perché quel giorno lì si sente di comprare, va da Sportler a Treviso e trova aperto e compra la bicicletta. Ma invece la domanda che mi ponevo e che comunque è un tema, perché adesso c'è anche la Coop, ad esempio, che porta a casa la spesa, ma
funziona, Federico, portare a casa, diciamo, che so, l'orata piuttosto che... Cioè, voi vendete anche online? Non lo so, il problema principale è relativo all'impegno che ciascuno di noi ha quotidianamente, per cui se dalle 9 alle 17 sei in ufficio e la sera vuoi mangiare pesce, o telefoni al tuo pescivendolo di fiducia e te lo fai mettere da parte e in qualche modo lo recuperi, oppure te lo fai portare a casa. Allora in questo senso funziona. Non credo invece che funzionerà mai, guardo sul telefonino, scelgo l'orata e ordino l'orata. E non voglio l'orata pescata a mano? No, quello no. Qua stiamo parlando di un rapporto fiduciale con la persona una volta conosciuto il prodotto. Bisogna, è un forza, sei un po' costretto, cioè. Con questi gruppi di acquisto noi stiamo lavorando fino in Valtellina, quindi andiamo molto distante con il nostro pesce. Però c'è l'unione fa la forza, no? Sì, però non è tanto diverso alla fine, sono solo persone che decidono di trovarsi nel garage di Tizio e all'ora X arriva il pesce per tutti quanti. Certo, obbliga un minimo di organizzazione. Diciamo che a quella distanza lì un pesce fresco così non l'hanno mai visto, secondo me, per cui restano piuttosto stupiti. In Valtellina è difficile che... Probabile. Sì. Poi a dire che si risparmia, non lo so, si risparmia probabilmente andare a prendere la Coop, l'orata greca a 4,99 €. Ecco, però non è la stessa cosa. Mi sorgeva sempre un dubbio, ho visto una volta un servizio, è vero che il nostro tonno, quello che mangiamo a Kyoto, al sushi bar, e invece quello che mangiamo noi è pesce che viene, è tonno, che invece il nostro tonno finisce lì, e quello loro finisce qui. Guarda, le dinamiche del commercio andrebbero, secondo me, esplicitate a tutti quanti. Ci sono delle cose che non stanno né in cielo né in terra per quanto mi riguarda, però... Tipo il colorante nel tonno. Sì, lascia perdere i coloranti, questa cosa che dicevi per esempio degli allevamenti è incredibile. Lasciamo perdere il tonno, che proprio è un sistema a sé, i giapponesi fanno mercato perché hanno il tonno la testa giapponese, quindi... questa... Sì, se tu pensi che grossa parte del tonno mediterraneo viene pescato da piccolo, messo in grandissime gabbie galleggianti a Malta, portato a taglia, pescato come singolo esemplare, cioè gli esemplari sono marcati e poi vengono catturati uno alla volta e poi spediti se hanno il giusto rapporto di grasso per fare sushi in Giappone. Hanno battuto il mese scorso un tonno a 2 milioni e rotti di euro, un tonno. Tipo un burri, come un burri. Sì, è un noblesse oblige, è una questione di prestigio sociale, non è più pesce, è un'altra cosa. A Monte Napoleone. È alta moda. Sì, è qualcosa di diverso dal pesce. È mercato che non ha... Quella è Corso Italia. Non ha senso neanche prenderlo in considerazione, nel senso che proprio travalica tutte le nostre... Sì, ma ci sono degli altri assurdi commerciali. Lo sfarinato di pesce di norma è una delle componenti del cibo che viene dato ai pesci in allevamento intensivo. Ok? Allora, l'Italia compra tantissimo sfarinato di pesce dal Cile. Perché? Perché lo compra dal Cile? L'Italia è altresì produttrice di tantissimo sfarinato di pesce che vende in Norvegia. In Norvegia, ecco. Allora, ci sarà sicuramente un pro commerciale e degli accordi che io non sto ad indagare, però dal punto di vista della sostenibilità ambientale ha fatto 15.000 km per venire dal Cile. Gli abbiamo dato le trote nostre e quello sfarinato che facciamo noi con i cefali, con altro pesce, lo spediamo in Norvegia per darlo da mangiare ai salmoni che poi ricompriamo dalla Norvegia. Invece tu i cefali li vendi a miglio zero e poi Doriano li compra. Almeno qualcuno potrebbe fare quello che fa sempre. Scusa, una cosa sola, ma tu sei l'unica pescheria aperta di pomeriggio? Voi siete gli unici aperti di pomeriggio o c'è qualcun altro? Sai che non lo so, sinceramente non ho fatto uno studio su questo. Sì, guarda che i centri commerciali ci sono, i centri commerciali sono aperti anche lunedì, che non si pensa. Che non si c'è per esatto. Ma sì, hai detto questo, hai detto tutto, hai capito? Non possiamo scomporre le cose. C'è una strada di qua e una strada di qua, una funziona solo quando vuole e l'altra funziona sempre. E dove va uno? Sempre questo funziona. Infatti, se tu vai in un centro commerciale di lunedì e vai a vedere i barbieri, quanta gente c'è che si fa i capelli di lunedì. Ma logico. Ma guarda che non è più obbligatorio essere chiusi al lunedì, ma nessuno fa, ma non possono. Che non può più andare in spiaggia. Ma non ce la fanno, ma è normale, scusa, se il padre, figlio e barbiere da solo, eccetera, cosa vuoi che faccia? Ma domenica sono chiusi, ma non si può. Ma tu vai lo stesso. È una vita organizzata così, sì. Uno che è nato facendo così, non ha il coraggio, dovrebbero prendere lavoranti, dovrebbero fare...
dopo ci sono i cinesi che fanno, ce n'è di tutti. E invece allora, ritornando proprio sul problema puntuale, siccome oggi abbiamo scritto, sui giornali hanno scritto che chiude Sisley domenica, voi siete tutti mestrini? Sì. Beh, io da 50 anni, insomma, ecco, sono un praticamente. vicentino di nascita. Qual è il problema di Piazza Ferretto, Doriano? È che non c'è una buona ragione per andarci. Ecco. Piazza Ferretto, voglio dire, c'è una buona ragione in più per andare in via Mestrina, per esempio, no? Via Mestrina già meglio? Ma diciamo che torno al discorso di prima, cioè il problema è che noi abbiamo da 20 anni abituato cioè la persona che è nata 20 anni fa è abituata a vedere una struttura commerciale di un certo tipo. Cioè il mio negozio in via Mestrina, che è 300 metri quadrati, che è alto 4 metri e ha 14 vetrine, una roba del genere, credo che sia una delle più visibili situazioni, perché facciamo 3 lati eccetera, è il più brutto, è uno dei più bei negozi di Mestre ed è il più brutto negozio paragonato a quelli che ci sono dentro alla Nave De Vero. Cioè se io vado alla Nave De Vero mi sembra di essere un pitocco, vengo qua e mi guardo in giro e dico che bel negozio che c'è, e me lo dicono anche gli altri. Quindi e questo è il problema, cioè a distanza di 4 km io sono una schifezza o sono bello, ma la gente non è mica stupida, cioè perché deve andare da Calzedonia? Sai che tu fai pagare anche il parcheggio comunque. Io no. Non tu, ma insomma. Ci dovrebbe ovvio, vabbè, quella è un'aggravante. Questa mica è mega da ridere quella, no? Tu invece hai i parcheggi della Pesa. No, io non ce li ho i parcheggi. No, dai, vai a parcheggiare alla Pesa. No, la Pesa ha tutte le catenelle. Quelli che resteranno dobbiamo fare una petizione. Quelli che resteranno in avrebbero centro. del parcheggio sul lato di via delle Mune, sì, dove abito io, ma io mi metto il camion. Attenzione che quello lì non è pubblico, pare che sia uno scoperto del palazzo, quindi, sì? Sì. Perché non può mettere la macchina che è il camion suo sempre. Cioè. Sì. Comunque quello che può rimanere in centro, esatto, nelle città come le nostre sono solamente negozi che si trasformano in reali negozi di vicinato. Ok, allora qual è un po' l'antidoto? Negozi di vicinato, ma no, non c'è un antidoto, c'è una trasformazione del concetto di negozio. Cioè, voi avete visto, ci sono 2 o 3, sono nati ultimamente 2 o 3 piccoli, uno può essere anche impiccato, come si chiamano? Quelli che vendono viti, ferramenta, no? Ferramenta, sì. Ci sono dei piccoli ferramenta che sono diventati vendono anche il vetril, vendono anche il sapone, eccetera. Piccoli negozi, c'è dentro uno solo, la lampadina, la vite, il cavetto, eccetera, eccetera. La persona che vive a Mestre è una città densamente popolata in centro, non so, Corso del Popolo farà 15.000 abitanti, dico io, un numero così, cioè che abitano lì, che alla mattina si svegliano, vanno giù, bevono un caffè, dopo vanno a lavorare magari dove o magari vanno a Rosciano, però quella gente lì ha bisogno comunque di comprare la lampadina e anche la camicia e anche un paio di calzini e anche un coso, quindi noi credo che dovremmo dedicarci a diventare reali negozi di vicinato, cioè dando degli articoli abbastanza credibili, magari con qualche marchetto eccetera, che facciano l'uso quotidiano, cioè che uno viene giù e dice vai lì dai, no, non muovo la macchina per andare a Nave De Vero, capito? Noi mestrini, noi italiani, no, gli altri, perché questo è già cambiato. Allora, ma non per magia. C'è stata una legge che ha abolito le licenze dei bar, oggi i bar sono liberi, no? Si apre un bar il 40% dei pubblici esercizi in mano alla comunità cinese. Perché noi gliel'abbiamo venduto, primo. 2, avevamo tutti i banchetti di ambulanti, li abbiamo venduti ai cingalesi. Avevamo i negozi di frutta e verdura e li abbiamo venduti ai Bangladesh. Ma perché? E avanti.
allora siamo noi che abbiamo venduto le attività Non commerciali. ce ne vogliono comunque i bangla. E quindi ci sono delle nuove comunità che ci hanno soppiantato Assolutamente. perché noi abbiamo venduto. E che tengono aperto 7 Sì. giorni su 7 24 ore. Brava, esatto, hai capito? Quello che dicevo. Quindi il problema quel tipo di vicinato lo stanno facendo gli altri, ma non non noi. sto dicendo Loro che dobbiamo farlo noi, ma sono sono- una mossa in controtendenza che fa piacere. Dico sostenibile. Ecco. Poi È la nicchia che è intelligente, che perché, può esserci, perché esce, Fa replicare si su tanti consuma livelli, in però, tempo breve, fresco, Eh, così. non è Ma voglio dire, riguarda anche la carne. Questo argomento sarebbe bello che i miei amici di Federcarni prendessero questo tipo di esempio, cioè della tracciabilità. La tracciabilità perché oggi la gente la vuole. Esatto, e tutte le cose che ne conservano. Però un esempio come il tuo potrebbe essere seguito anche da altri, sinceramente parlando, dai fruttivendoli. Si può fare anche con i fruttivendoli, oppure l'alternativa è quella del Negozio di vicinato. Vendo la vite. del persona cingalese con cui io non ho niente Ah. proprio, che vende la sua frutta dalle 7 del mattino alle 10 di sera. qualsiasi. Dopo, altra cosa, io sono di Favaro, no? Come te, come lei. Oh ragazzi, alla domenica mattina però, saranno tutti aperti i negozi, tranne i fieristi? Cioè, La vita mia malinco, qua. voglio dire, hanno perso questa buona abitudine di essere aperti la domenica, tranne Davanti alle barche che sono venditori stranieri. tranne i cingalesi. Che vende no? fiori che poi vanno a Piazzale Roma. Esatto, Tutti suoi. quindi anche là, per esempio sui fieristi ci sono altre comunità di stranieri che hanno preso il posto perché noi abbiamo venduto le fiorerie. Ma abbiamo venduto per un problema di cultura del lavoro o del fatto che non rendeva più? Questa è la domanda. Sono due le cose, cioè Che siamo indubbiamente- rimasti veneti, siamo ancora veneti ma o non sto siamo più attento, veneti? indubbiamente una persona che ha avuto un negozio per 20-30 anni, che magari l'ha avuto nei momenti anche dove si poteva anche prendere 2 lire, Mettere da parte. non c'erano i scontrini fiscali così come adesso, La eccetera, fatturazione eccetera. elettronica. Ma vabbè, quelli proprio adesso c'è un ulteriore problema. Comunque c'erano tante situazioni che permettevano di arricchirsi. Questi che si sono arricchiti oppure sono benestanti Hanno visto dopo la malparata 30-40 anche. anni, ma chi me la fa fare di aprire 7 giorni, di fare la vita da disgraziato? Vanno in Portogallo piuttosto, dove arrivano alla pensione, eccetera. Certo che c'è il cingalese che gli dà anche 2 lire, li vendono, ma è quello che è successo a Venezia. A Venezia hanno venduto anche l'aria, no? Tutto hanno venduto a Venezia, è buono. Dicono, ma i veneziani Il commercio a ma Venezia, voglio perché vedere ci siamo tu tutti. se hai un negozio a Venezia, magari un negozio di 40 metri che ti offrono 1 milione, 2 milioni. Io ho un negozio a Venezia, 38 metri Anche a Venezia, non lo sapevo. in campo San Luca dell'Archeway. Lo censuriamo comunque su 30 Venezia. 38 metri, paghiamo 72.000 euro di affitto. Ragazzi, Adesso vogliamo sapere qualche affitto, perché io sono sempre curiosa, nessuno mi vuole mai dire i prezzi degli affitti. Quanto paghi per 38 metri? 72.000 euro all'anno. Per curiosità, si può sapere quanto paghi, che so, dell'affitto di Scout? Ma di scout molto poco, è di mio fratello questo, perché io ce l'ho a Venezia di scout miei, comunque so tutto. Quanto lo stesso. può- Ma molto poco, perché lui è andato via dalla galleria che è diventata deserta, dove pagava uno sproposito. Galleria delle pagava- Medaglie? No, Galleria- No, Galleria Teatro Vecchio. Galleria Teatro Vecchio. Lui lì pagava, aveva in 2 negozi, perché ne aveva 2, uno di fronte all'altro, uno più piccolo e uno più grande, pagava quasi 10.000 euro di 300 Affitti anni e 80. qualcosa metri, ed è andato lì trovando un accordo molto conveniente con l'amico, come si chiamano, della Comunque, delle Renzi, e un po' di amicizia, un po' di coscienza di rivitalizzare quella zona. Ha fatto un affitto che non posso dire perché No, non mi diciamo. comunque conveniente, interessante. Invece noi eravamo in Galleria Teatro Vecchio, pagavamo
5 anni fa nel negozio del bambino che avevamo della Primigi, 5.500 euro, Che poi è chiuso, esatto. i 100 metri, quindi era uno sproposito, i conti non tornavano, ho chiesto una riduzione a 3.000, non me l'hanno data, siamo andati via e adesso sono sfitti da anni. Io so che tu sai tutto, ma in un centro commerciale, quanto è un affitto, che so, di un'erboristeria? Ma mediamente sono 500 euro a metro quadro all'anno. Sì. Quindi, 100 metri quadri sono 5.000 euro. più o meno. 5.000 euro, sì. Che a Lucian parli, In generale, nave deve essere più alto. Nave del Vero un po' più alto. Più alto. Più che altro sono le spese di Quanto si arriva a Intanto- vedere? un 20% in più. Cioè in tempo c'è qui 7.000, 6.500. Tranquillamente. Questo inibisce praticamente. No, ma la tragedia, sai qual è? È che mentre io e lui se andiamo là ci fanno pagare così, Zara e H&M non paga così, nella maniera più assoluta. Cioè loro sono, non dico pagati, Loro dettano il mercato. non dico pagati, ma trascinati dentro con i tappeti rossi, perché Ma questo loro... è vero o è una leggenda metropolitana? Ma figurati. Cioè, se non ci sono loro non si apre il centro commerciale, per cui è evidente che la prima trattativa che fa un centro commerciale è con loro. Se loro ci stanno, tutto il resto nasce intorno e paga quello che loro non pagano. Cioè, anche questo è un enorme problema irrisolvibile, non è possibile questo. non è possibile, non ci credi? Io sono no, sicuro di più, cioè ho Non facciamo toccato così. Le grandi superfici e le medie superfici sono tenute da una trattativa a pagare il canone variabile al raggiungimento di un certo risultato. Io parlo di H&M, Zara specificatamente. Ti assicuro che loro due non pagano i 500 euro che dici tu o i 700 euro che dici, ma tanto. Domani ci ma scrivono, tanto di preparati. meno. Ma tanto. Ci arriva la lettera legale domani. Io dico che Ci fanno pagano chiudere come l'associazione. tutti, pagano in maniera diversa, ma pagano come tutti gli altri. Potresti aprire È dentro la possibile. nave del vero? Io sono il terzo a cui telefonano dopo H&M e Zara. Però io rifiuto sempre. Perché vogliono il Non pesce ho di abbastanza laguna. pesce. Non ti fanno dei buoni prezzi, no? Vogliono il pesce di laguna. Ma figurati se aprono quelle dimensioni lì con quel prezzo che dici tu, ma è possibile. No, ho detto che pagano, c'è un altro meccanismo. Quello della percentuale sull'incasso. Comunque lui sa Ma tutto certo. dei centri commerciali. C'è la percentuale sugli Allora deve essere la percentuale. certamente sì. Allora è la stessa cosa che dico io. Una no? curiosità. Non è la stessa cosa. Giusto così. Qual è quello, il centro commerciale che va meglio? La nave del vero? Siamo lì. Vabbè, no, rimane sempre lo Auchan, perché lo Auchan è in centro città e ha... Perché così le persone che vanno a fare shopping sostengono che sia quello che ha i negozi più brutti. Sì, ma non è tanto quello, il problema è che il Nave del Vero ha una crescita, un caso molto forte venerdì, sabato e domenica, su cui facciamo attorno al cittadino 50% del fatturato della settimana sì. sul weekend. Certo. Noi facciamo molto poco lunedì, martedì, Certo. mercoledì e giovedì. Stesso problema per Piccolo Cham Marcon, mentre lo Cham lo devi vedere ormai in un'altra Sì, è ottica. domestico. È una parte della Sì. città. E qua c'è un negozio di vicinato. È stato incorporato. È Stato incorporato, cioè gli hanno fatto l'ospedale dietro, alla mattina arriva la gente, cosa fa? Parcheggiano allo Cham, fanno il sottopasso, così risparmiano il parcheggio dell'ospedale. Sì, no? sì. Ci sono al mattino 700 auto parcheggiate. Cioè, infatti, la cosa più sciocca che hanno fatto sono stato togliere le poste dentro lo Auchan. Sì, appunto, che facevano comodo. a Che tutta la facevano gente. comodo a tutta Mestre. Ma adesso, avendo l'ospedale lì, la stazione... hanno spostato una parte del centro. Sì, è inglobato, per cui ci sono 3 autobus che arrivano, fai 2 spese,
cioè non lo puoi più considerare un centro di periferia, è parte della città ormai. Cioè, c'è la pista ciclabile, la gente arriva in bicicletta, cioè, non è come Marcon che è fuori, Marghera che è fuori, insomma. Comunque l'immagine con la quale abbiamo aperto, quella del Gran Bazar, secondo me è molto bella, perché quella dice un po' quello che dovrebbe essere un po' il commercio per riprendersi. Nasce nell'antica Costantinopoli, io per il mio mestiere sono andato a vedermelo bene tutto, perché erano 3.000 erboristerie, no? 3.000 negozi quando apre, spezierie, vedevano spezie, no? C'era solo quella roba lì. Adesso i 3.000 negozi ci sono ancora, con la cartina devi girare, se no ti perdi nel bazar di Istanbul. Esatto. E poi c'è un angolino piccolo dove ci sono un centinaio di negozi di erboristeria, certo, che vendono spezie, di tutto e di più, droghe, no? Incredibili, che qui non si possono. Adesso vi faccio l'ultima domanda prima di lasciarvi, e parto da Federico, anche da cittadino di Mestre comunque, perché tu abiti a Mestre, no? Cosa potrebbe fare il comune quando sogni e dici se il comune mi aiutasse, cosa potrebbe fare? Poi ve la rifaccio anche a voi questa. Fortunatamente non ricordo i miei sogni. No, in maniera molto, come dire, guardando proprio sul mio, credo di dire una banalità, ma c'è un grosso problema ai parcheggi, almeno nella zona di Favaro, questa cosa io la patisco in maniera pesante, quindi chi è venuto sa bene che non c'è possibilità, se qualcuno ha passione per il progetto nostro, di venirci a trovare da distante, perché gli tocca mettere la macchina in doppia fila, in tripla fila, eccetera, quindi c'è un problema di trasporti che è importante, e onestamente uno non viene con i mezzi pubblici a prendersi il pesce. Bisognerebbe ragionare un po' di più su questa partita, perché sì, mi rendo conto che è senza soluzione, quindi lo dico e me lo rimangio anche. Abbattiamo qualche palazzo e facciamo. E secondo te, Maurizio? Ma cioè, io devo fare anche i complimenti al comune, io sto collaborando con loro da 3 anni, che diciamo che è la prima volta che io vedo il comune che si muove, che fa un po' di eventi è stata da Villa, purtroppo, che l'hanno anche defenestrata, che ha cominciato con i commercianti allora un vero colloquio che io non avevo mai avuto occasione di sentire. Certo che il comune ha fatto delle cose, perché ha illuminato per Natale, ci ha fatto tante, l'Happy Friday, ci danno i permessi di fare qualsiasi cosa, eccetera, però non è un problema che può risolvere, tranne quello dei parcheggi, che vale in assoluto, perché da noi Andrea Costa pagare 2 euro per un'ora, uno aveva mangiato una pasta asciutta, l'avevano rimesso un'ora e adesso non vogliono cedere. Ecco, è l'unica cosa su cui io mi scontro continuamente con loro, è l'unica cosa che non riesco. Ci hanno dato le ZTL, le hanno tolte quasi tutte, eccetera. Cioè hanno fatto 3/4 di quello che abbiamo. Sui parcheggi è un fenomeno che non si riesce a capire come fare. Ce ne sono tanti parcheggi, però ripeto, quelli lì, la gente li vuole vicini. Ma Andrea Costa è vicinissimo a tutto, solo 2 ore. Caro. Se tu vai a mangiare una pasta asciutta all'M9 che costa 12 euro, stai fuori 3 ore perché magari fai un giro in Piazza Ferretto una volta tanto e paghi 8 euro di coso più 13 di pasta asciutta, e vedo 20 euro, non lo fanno, non esiste. Quindi quello è un problema notevolissimo, perché nelle strisce blu dalle 1 non si paga, dalle 1 alle 3 se non sbaglio, vero? Mentre lì paghi 2 euro, sei sicuro di trovare il posto, ma è un posteggio che costa come una grande città dove c'è un'altra abitudine, un altro tipo di vita, eccetera. Quindi i parcheggi sono sempre un problema enorme, visto che, giustamente come dicevi tu, nei centri commerciali sono gratuiti, e quello è una disparità impressionante. Quindi io al comune non so più cosa chiedergli. Il problema è che noi commercianti non riusciamo ad avere un'idea vincente, eccetera, perché non saprei neanche, dopo io sono anche vecchio, non pretendo di illuminare una strada che non ho davanti, quindi
Però diciamo ci deve essere iniziativa. Ma io vivo con, noi abbiamo circa 38 persone che lavorano nelle varie attività nostre e sono mediamente dai 50 anni in giù, con molta presenza dai 20 ai 30, quindi lavoro con gente giovane e continuo a chiedere fate qualcosa, sprigionate qualcosa, c'è mio figlio che fa i siti internet, quelle cose lì, e continuo a insistere, cercate un'idea nuova, perché io non posso averla io, nuova, c'è poco. Non c'è, ho paura che sia un vicolo cieco, è una realtà diversa, è inutile che pensiamo, che speriamo, come spera sempre il comune, dice no, ma facciamo rinascere, ma chi è che apre in Piazza Ferretto oggi un negozio di cosa? Di cosa? Perché? Per fare Doriano, cosa? tu cosa chiederesti? O comunque secondo te cosa Per risollevare Mestre, allora, sono state fatte delle belle cose, perché è aumentato il grado di sicurezza, che è importante, il grado di sicurezza è aumentato. Abbassare forse gli affitti? Una politica? No, io credo che per fare in modo che Mestre, gli alberghi sono arrivati, la piastra sopra la stazione, no, tutte queste cose, ma il grande sogno è quello di riavere l'acqua a Mestre. Riaprire La Piazza via Barche? d'acqua, cioè ricollegare il centro di Mestre, quindi Piazza Barche, col vaporetto, con la linea che come una volta, in maniera moderna, in maniera che l'acqua ecologica, arrivi magari, fino lì, certo. E la città lagunare entra a Mestre come era ai tempi della Serenissima, Mestre, e tutto attorno alla nuova via d'acqua ci sarà il commercio lungo la via d'acqua, ai lati. Ho visto, c'era un progetto. Sì, l'abbiamo scritto tutti, sì. Che piace molto a Mestrimina, tra l'altro. Avete visto quel progetto lì vecchio di D'Agostini? Ma allora vedi, diventa, io magari forse così, ecco, però allora, il sogno dei mestrini è riavere l'acqua, a quel punto però non è più il commercio Esatto. che diciamo noi, come nel famoso quadro C'è qualcun altro che porta i soldi. c'è il turismo. Allora, e poi peschiamo anche i cefali. Che negozi non ci sarà più, il siete bello di una volta per dire, o io che apro il negozio cioè ci sarà un altro tipo di commercio, ma è un commercio è un altro Barche fino in fondo a San Giuliano, ma pieno è di un negozi, mercato lungo tutta questa via turistico. d'acqua che ci porta. Ma non è il mestrino che no, compra, voglio dire, capisci? ma è lì anche che tutti i veneziani potrebbero venire a comprare. I veneziani sono 4 gatti, cioè un mezzo punto, no, abbiamo i milioni turisti che arriveranno. I turisti che possono trovare un'enorme gioia di venire a Venezia a Mestre in vaporetto strano, sarà un vaporetto. Ma anche se io sono a Mestre vado col vaporetto in Piazza Barche per andare a Venezia, ma non tanto, sta fantastico, è la cosa più bella che si possa immaginare. Se sono uno di quei ragazzi che sta negli alberghi lì vicino alla stazione, certo. Vado lì, dove vuoi che vada io a prendermi il treno? No, vado a prendere il vaporetto e mi faccio una bella gita da Piazza Barche fino al centro città per il vaporetto. Con sosta Esatto. ai porti, San Giuliano, il forte Marghera. Ma abbiamo ricollegato tutta la città. Ma non abbiamo scoperto niente, l'avevano fatto i veneziani, l'avevano fatta loro, cioè dobbiamo inchinarci e dire riscaviamo il canale, insomma, no? E facciamo. Allora, io direi che con questa bellissima immagine della riapertura di Piazza Barche e di questo gran bazar che arriva fino a San Giuliano, io saluto i miei ospiti che sono Federico Riccato, andate a provare le orate o qualsiasi altra cosa, anche la Volpina da Ittico Sostenibile in via Altinia, perché non abbiamo detto dov'è. Sì, via Altinia 112 a Favarone. Oppure li cercate su Google e li trovate subito. Davanti a Pesa. Esatto. Davanti alla trattoria, alla mitica trattoria alla Pesa, che salutiamo. Facci un elenco di cosa c'è in questo momento. In questo momento allora la produzione tradizionale di vallicoltura sta finendo perché più o meno la valle produce da fine settembre a febbraio. Parliamo di vallicoltura estensiva, viene classificato come allevamento anche se in realtà allevamento non è. Federico, il Moeche del sabato? Il Moeche che è appena cominciato, infatti abbiamo delle cifre ancora. No, sembra che non sa niente e tutti i giorni, ma non te lo ricordi che viene tutti i giorni alle 5 del pomeriggio? Ma io non faccio banco tutti i giorni, mi tengono chiuso dietro, esco fuori tipo. Va bene, poi cosa ci troviamo? Cosa troviamo in questi giorni?
E sta incominciando la piccola pesca lagunare, appunto le moine che sono le prime della stagione hanno un prezzo ancora un pochettino difficile da avvicinare, diciamoci la verità, però le prendiamo perché insomma sono un po' tradizionali e comunque una monica in frittura non si nega a nessuno. Esatto. Comincia, diciamo, la piccola pesca tradizionale lagunare, quindi un po' di go, un po' di anguelle, e poi abbiamo la gran parte del banco che è piccola pesca marina e piccolo strascico, e quindi moscardini, seppie, calamari e di tutto di più. E con il go si fa il risotto. Con il go si fa il risotto, ma abbiamo scoperto che l'abitante di Favaro questa cosa non vuole fare. Hanno smesso. Hanno smesso. Il go è passato da essere una specie povera a diventare una specie ricca, e il cefalo? È completamente dimenticata. Che avete invitato uno chef a cucinare? Tu hai potuto assaggiarli quelli? No, però è come l'avessi assaggiato. Il cefalo è una specie che va riscoperta. Intanto quando si dice cefalo, ecco. Cioè ne sono 7 tipi, No, quanti tipi? 10 tipi? Anche troppo. Allora sono 5. Ok, 5. Di nomi in dialetto sono l'Otregan, o cefalo dorato in italiano, la verseatta, o cefalo musino, la bosega, hai la bocca da bosega. Sì, perché ha il labbro superiore particolarmente sviluppato. Punturine, botulino. La volpina, che è il muggine, quello con cui i sardi fanno la bottarga. Ma la volpina è ancora un cefalo? Assolutamente sì, è quello che raggiunge le taglie maggiori, arriva a devi andare assolutamente. E poi siamo Sì, cosa mi sono dimenticato? Il causteo, cefalo quindi. calamita in italiano, diciamo il meno pregiato, piuttosto rustico, lo troviamo che a Porto Va Marghera. bene, quindi con questo salutiamo Federico Riccato, Maurizio Kuman, che però magari tornerà a trovarci, e anche Doriano Calzavara, che oggi così si è confessato un po' in sincerità, visto che non ha più sulle spalle tutta l'ASCOM. Finalmente. Ma tanto vai tutti i giorni perché sei triste, no? No. Va bene, e con questa appunto immagine di Piazza Barche in cui ritorna l'acqua, noi vi salutiamo e io, Marta Artico, vi saluto. Parleremo di Mestre anche nei prossimi giovedì sicuramente, pertanto state con noi.